L'ultimo libro sapienziale ad essere stato composto nella tradizione biblica dell'Antico Testamento è chiamato il Libro della Sapienza. È un testo deuterocanonico, cioè non considerato canonico dalla tradizione ebraica palestinese, perché non scritto originariamente in ebraico. L'autore però è un ebreo, vissuto ad Alessandria d'Egitto nel I secolo a.C. È un devoto della tradizione religiosa ebraica, è un sapiente, colto, fiero di appartenere alla tradizione spirituale di Israele, ma nello stesso tempo interessato alla cultura ellenista, in cui è inserito, da cui ha imparato moltissimo. È un uomo interessato al dialogo con la cultura greca e compone un libro per rivelare il senso di questa sapienza, per rispondere ad alcune domande angosciose che avevano caratterizzato la ricerca sapienziale di altri autori vissuti prima di lui, per completare il quadro della rivelazione sulla sapienza. Vorrei proporvi la lettura del capitolo 9 del Libro della Sapienza, che contiene una preghiera con cui l'autore si rivolge a Dio invocando questo dono. Con una finzione letteraria, l'autore del Libro della Sapienza dice di essere Salomone. Non è un falso storico, è un espediente letterario con cui si fa parlare un personaggio antico. Pensate, nella letteratura recente, ad un libro famoso e bello, Le Memorie di Adriano, scritto dalla Yourcenar, ma è scritto come se fosse un diario di Adriano. È stato scritto 2000 anni dopo da una donna moderna che però si mette nei panni di Adriano e racconta la propria vita come se fosse l'imperatore. Qualcosa del genere è avvenuto per il Libro della Sapienza. Un giudeo alessandrino del I secolo a.C. fa parlare l'antico re Salomone, il prototipo dei sapienti, il re saggio che ha saputo governare bene il suo popolo e che è diventato un modello per gli altri. Probabilmente l'autore sceglie questo personaggio perché vuole rivolgersi a dei destinatari anche importanti, se non re, governatori, amministratori, ufficiali dell'ambiente ellenistico, professori universitari, noi diremmo oggi, persone appartenenti al mondo culturale, creatori di opinioni comuni, coloro che detengono un po' le chiavi della sapienza, della conoscenza e hanno in mano la formazione delle nuove generazioni in un ambiente
laico come la scuola di Alessandria d'Egitto. Questo saggio ebreo fa parlare l'antico re Salomone presentando la sapienza di Dio e riprende le immagini che avevamo già trovato nell'antico testo dei Proverbi. Salomone dice che la sapienza si estende vigorosa da un'estremità all'altra della terra e governa a meraviglia l'universo. È lei che ho amato e corteggiato fin dalla mia giovinezza. Ho bramato di farla mia sposa, mi sono innamorato della sua bellezza. Se il libro dei Proverbi metteva in scena il maestro, padre del discepolo figlio, esortandolo a cercare una sposa adatta, a non lasciarsi ingannare dalla sposa altrui, dalla donna adultera, dalla donna straniera, il libro della Sapienza mette in scena il figlio, il discepolo, che è cresciuto e ha imparato bene e reagisce all'insegnamento del padre dicendo: io ho amato e corteggiato fin dalla mia giovinezza la sapienza, ho voluto farla mia sposa, mi sono innamorato della sua bellezza. Ma chi è la sapienza? Si contrappone alla donna straniera, alla donna adultera. Non si tratta di una banale esortazione moralistica, tantomeno è una chiusura nazionalista che disprezza gli stranieri. È la ricerca della propria identità culturale, esprime la valorizzazione della propria tradizione religiosa. La sapienza è il patrimonio della nostra cultura, della nostra fede, è quella rivelazione di Dio che ha arricchito la nostra vita. La donna adultera e straniera è immagine di una cultura estranea, di un pensiero che si contrappone alla rivelazione di Dio. La sapienza si identifica con la parola di Dio, con la rivelazione di Dio. È la capacità di riconoscere nel creato il creatore. E il personaggio ideale di Salomone spiega ai suoi destinatari che è fondamentale innamorarsi della bellezza della sapienza e di tendere a lei con tutte le forze. Ho deciso di dividere con lei la mia vita. Grazie a lei avrò l'immortalità e lascerò un ricordo eterno a quelli che verranno dopo di me. Entra nel linguaggio biblico il concetto di immortalità. Non appartiene alla tradizione ebraica. E difatti questo autore scrive in greco e ha appreso questa idea dai filosofi greci e l'ha inculturata nella tradizione. È tutt'altro che un nazionalista chiuso, è un uomo aperto e capace di dialogo, che sa apprezzare e valorizzare i messaggi ricchi della tradizione greca, ma li unisce come arricchimento alla propria esperienza tradizionale di fede. Comprendiamo che questo autore si mette in polemica con i suoi connazionali che rinnegano le proprie origini e si
adattano alla mentalità corrente del tempo. Ebrei che vivono in una città ellenista perdono le proprie convinzioni, le proprie tradizioni religiose per adattarsi alla mentalità corrente. Annacquano la loro esperienza per andare dietro alle mode. L'autore sostiene una necessità di relazione aperta senza rinnegare la propria tradizione. Abbiamo da imparare anche dagli altri, ma senza dimenticare quello che siamo. È possibile un autentico dialogo se siamo convinti della nostra idea. Il Salomone ideale che parla nel libro è innamorato della sapienza di Dio, della sua parola, della rivelazione biblica, e proprio perché ci tiene a vivere con questa sapienza sa dialogare con la cultura che lo circonda e si rende conto che da solo non sarebbe mai arrivato a conoscere la sapienza. Sapendo che non avrei ottenuto la sapienza in altro modo se Dio non me l'avesse concessa, ed è già segno di saggezza sapere da chi viene tale dono, mi rivolsi al Signore e lo pregai, dicendo con tutto il mio cuore. Così introduce il capitolo 9, che contiene la preghiera per ottenere la sapienza. Ancora una volta troviamo il tema del limite. Il saggio Salomone si rende conto che con le proprie forze non potrebbe assolutamente ottenere la sapienza. Ed è già un segno di sapienza riconoscere da dove viene. Solo dal Signore viene la sapienza. Ancora una volta ricordiamo che Signore è il nome proprio di Dio. Adonai, in greco è diventato Kyrios, Dominus, Signore in italiano, ma rinvia alla persona identificata con un nome proprio, non un nome astratto e generico come Dio, ma Signore inteso come una persona precisa, fonte della sapienza, perché è Lui che ha generato la sapienza come principio della sua opera. Da Lui viene. Nel Vangelo di Giovanni Gesù insiste sulla propria origine. Voi non sapete da dove vengo. Chi invece crede in Gesù riconosce da dove viene. Gesù viene dal Padre, non è venuto da sé. Egli è la sapienza, egli è la rivelazione piena, la verità, dice Giovanni. Egli è la parola di Dio, il Logos, uscito da Dio, dall'eternità, rivolto a Dio da sempre, fattosi carne nella pienezza dei tempi. Pochi anni prima di questa pienezza dei tempi, l'autore del libro della Sapienza intuisce, proprio perché ispirato, questa meraviglia di una sapienza che si dona all'uomo e saggiamente la chiede con tutto il cuore, con la consapevolezza del proprio limite. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola e con la tua sapienza hai formato l'uomo perché dominasse sulle creature che tu hai fatto e governasse il mondo con santità e giustizia ed esercitasse il giudizio con animo retto, dammi
la sapienza, che siede accanto a te in trono, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua serva, uomo debole e dalla vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Ritroviamo in un testo tardivo ed ellenista molti temi che abbiamo già incontrato nei testi più antichi della tradizione ebraica. C'è una ripresa della creazione. Ci si rivolge al Dio creatore, che è il Dio dei padri, colui che aveva promesso ai padri la terra, che si era fatto conoscere ad Abramo e alla sua discendenza. È il Signore della misericordia, quella persona buona che si è fatta conoscere come amica dell'uomo e ha cominciato a farsi conoscere nella creazione. Tu hai creato tutte le cose con la tua parola. La parola di Dio ha creato l'universo. Dio disse e tutto avvenne. San Giovanni nel prologo del suo Vangelo dirà appunto: tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto. Lui è il Logos, la parola. Tu hai creato con la tua parola tutte le cose. Ripete, secondo lo schema del parallelismo semitico, con la tua sapienza hai formato l'uomo. Il verbo formare è proprio quello che in Genesi 2 viene adoperato per descrivere l'opera plasmatrice di Dio. È un verbo che concretamente allude al mestiere del ceramista, colui che impasta la terra, la plasma dando forma. Dio ha formato l'uomo con la sapienza, insieme alla sapienza, perché la sapienza siede accanto a lui in trono. Una immagine inaudita. Sono due i troni? Sapienza chi è? Quella che siede a fianco al trono di Dio, siede insieme a Dio sul suo trono. È quella figura personificata. È quella che in gergo filosofico tecnicamente si chiama ipostasi, substanzia, cioè una realtà sussistente. L'autore di questo libro contempla la sapienza come una persona a fianco alla persona di Dio. Insieme a Dio ha lavorato la sapienza. Il Signore ha formato l'uomo per mezzo della sapienza. Questa è un'altra sfumatura importante. Non solo insieme a, ma per mezzo di. La sapienza è il principio in base al quale Dio ha creato tutte le cose. Difatti, quando nella tradizione ebraica si commenta il primo versetto della Genesi, l'idea del principio viene spiegata proprio con il riferimento a Proverbi 8:22. La sapienza dice di essere stata concepita dal Signore come principio. E quando la Genesi inizia dicendo in principio Dio creò, si potrebbe intendere per principio Dio creò, o anche per mezzo del principio Dio creò. Chi è questo principio? La sapienza.
Allora noi potremmo tradurre: con la sapienza Dio creò. È proprio quello che fa l'autore di questo libro ellenista. Con la sapienza, per mezzo della sapienza, Dio ha creato l'uomo. E allora l'uomo saggio chiede questo dono della sapienza. Dammi questa sapienza, donami, regalami la sapienza che siede accanto a te in trono, in modo tale che io possa diventare tuo figlio. C'è una intuizione inconscia di quello che sarà la pienezza della rivelazione. Dio manda la sapienza, la sua sapienza che siede accanto a sé in trono, nella persona del figlio. L'uomo Gesù è la sapienza fatta carne. È il figlio che comunica se stesso all'umanità, permettendo ad ogni uomo di diventare figlio di Dio. Io sono uomo debole, sono breve nella mia vita, sono incapace di comprendere. Riconosciamo il tema di Giobbe, sembra la sintesi del messaggio del libro di Giobbe, limitato nel tempo, nello spazio, nella conoscenza, nel potere. Sono debole, breve di giorni, incapace di comprendere. Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto, ammesso che ci sia uno perfetto, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. L'uomo perfetto, senza la sapienza di Dio, è un nulla. Con te, Signore, è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Lei sa quel che piace ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Io no, lei sì. Con te è presente la sapienza. Lei conosce perché era presente. Mandala dai cieli santi, inviala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia che cosa ti è gradito. Riconosciamo qui la preghiera dell'uomo saggio, che riconosce il proprio limite, che sa di non poter dominare tutto e quindi esprime il desiderio profondo. Manda dal cielo la tua sapienza. È una invocazione messianica, senza che l'autore pensi al Messia come un re politico. Desidera che venga questa sapienza, chiede a Dio di inviare la sua parola, perché mi assista e mi affianchi, perché cammini con me, fatichi con me, perché mi aiuti a vivere, perché mi faccia capire che cosa è gradito al Signore. Il Salomone ideale, autore del libro, si fa portavoce di questo grande desiderio, della creatura sapiente che riconosce il proprio limite e si fida di Dio creatore, invocando il dono della sapienza, perché ella tutto conosce e tutto comprende. Mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. La gloria della sapienza è la presenza potente e operante di Dio. Mi guiderà, mi istruirà, mi proteggerà. Noi che abbiamo accolto la rivelazione cristiana,
che abbiamo accolto il messaggio dell'Evangelista Giovanni, sappiamo che questa sapienza è venuta, Dio l'ha mandata. Gesù si presenta come colui che è stato mandato dal Padre, come la verità, la rivelazione piena, per faticare insieme all'uomo, per accompagnare la via dell'uomo, per fargli percepire la grandezza della creatura umana, amata eternamente dal Creatore e resa capace di una relazione personale. Questa è la grandezza della sapienza di Dio, che parla agli uomini come ad amici e si intrattiene volentieri da persona a persona con relazione amichevole. La nostra sapienza sta proprio nel accogliere questa parola che ci rende capaci di diventare come Dio, di accogliere nella nostra creaturalità la potenza del Creatore. Nella consapevolezza del nostro limite sta la possibilità della grandezza e della accoglienza della sapienza di Dio.